Il Consiglio regionale, direi forse più in generale la Regione, ha una funzione fondamentale in questo passaggio che si può sintetizzare in due linee principali. Uno è la valutazione della meritevolezza che ci è stata sollevata. Da questo punto di vista ci sono alcuni elementi certi su cui fare riferimento. Certamente la petizione sottoscritta dai cittadini di San Vito, altrettanto certamente le deliberazioni dei consigli comunali che hanno dato il via a questo iter, ma c'è anche un limite profondo che riguarda l'indeterminatezza non soltanto della legge su cui tornerò dopo, ma anche del piano di riordino territoriale che la Giunta ha presentato a questo Consiglio regionale pochi mesi fa. In quel documento abbiamo condiviso un impianto che prevede la necessaria riorganizzazione degli enti territoriali di questa regione sulla base di una serie di criteri. Siamo andati a dire che siamo interessati a processi di fusione o di accorpamento dei comuni e siamo nei fatti andati a dire che vogliamo come regione esercitare quel diritto che la legge ci attribuisce, e cioè di avere un ruolo guida nella pianificazione del proprio territorio. Questo è un elemento, un vulnus che sta al centro di questa discussione, perché raccogliere le istanze dal basso non ci esenta dalla responsabilità di governare i processi di cambiamento in atto. Poi ci sono ovviamente i requisiti formali, quelli collegati alla conformazione storica, geografica e anche sociale dei territori coinvolti. E io ritengo dunque che il giudizio di meritevolezza, sebbene debba essere accolto per le ragioni che ho sinteticamente espresso, paghi il prezzo di un'assenza di programmazione e di pianificazione generale che c'è sulla carta, ma che in 15 anni non ha mai veramente avuto una conseguenza concreta in atti legislativi. Altre regioni lo hanno fatto in un percorso lungo, molto complicato perché prevede un'interlocuzione dialettica con i territori, ma nell'arco del tempo lungo sono riusciti a ridisegnare una geografia delle istituzioni territoriali più coerente con gli obiettivi di programmazione generale e regionale. L'altra cosa che siamo chiamati a fare è, dentro questo giudizio di meritevolezza e dunque dentro la considerazione che quell'istanza va raccolta e interpretata, ci dobbiamo chiedere come vogliamo raccogliere e interpretare quell'istanza. Ed è ovvio che la discussione principale verte attorno alla definizione di popolazione interessata, che sappiamo dopo una serie di pronunciamenti della Corte non è più genericamente o esclusivamente la popolazione che risiede nei comuni interessati dalla modifica, ma può essere una definizione più attinente al contesto nel quale ci vediamo impegnati a discutere. C'è la necessità, ci sarebbe la necessità, lo ha detto bene la capogruppo Stanel, di anche non soltanto inserire l'elenco delle sentenze della Corte nelle schede e nelle relazioni, ma di assumersi la responsabilità di trasformare quelle leggi, quelle sentenze in leggi della Regione del Veneto, perché ricordo che stiamo parlando di una materia in cui la Regione ha competenza legislativa, all'interno della cornice descritta dal contesto nazionale, e quindi la Corte Costituzionale si esprime dando delle indicazioni, ma questo non esime la Regione di assumersi la responsabilità di tradurre in riferimento in base ai bisogni specifici quelle previsioni, ed è chiaro che anche in questo senso non averla tradotta in legge, non aver trasformato quelle sentenze in legge ci fa tornare al punto di cui sopra, e cioè all'assenza di programmazione, perché soltanto nel momento in cui decidiamo di elevare il caso singolo su cui si esprime la Corte a un metodo generale, noi ci assumiamo la responsabilità di programmare. La seconda questione e la seconda domanda rispetto alla quale dovremmo interrogarci è: esiste realmente una certezza su quale sia il punto di equilibrio più giusto e migliore di fronte a interessi oggettivamente contrapposti? Cioè noi non siamo semplicemente chiamati a dare un'opinione discrezionale, dobbiamo chiederci di fronte a tutti gli interessi in campo qual è l'equilibrio migliore che noi possiamo raggiungere. Quali sono gli interessi in campo? Certamente l'interesse dei cittadini che risiedono nella frazione di San Vito, che da anni chiedono di essere
trasferiti da un comune all'altro e che hanno tradotto concretamente questo loro interesse in una raccolta di firme, un interesse fondamentale che non possiamo non considerare. C'è l'interesse di Noventa Padovana, il comune che dovrebbe accogliere questa frazione, che è un interesse anche questo rilevante perché c'è un impatto significativo sulla popolazione in termini di aumento numerico, tant'è che non a caso questo interesse si è concretizzato nella richiesta da parte di alcuni rappresentanti di quel comune di potersi esprimere e quindi di essere coinvolti nella espressione del voto referendario. E poi c'è anche l'interesse di Vigonza, che è il comune nel quale la mozione non è passata all'unanimità, e va sottolineato questo, con delle astensioni e dei voti contrari, che perde un pezzo di proprio territorio. Ma del resto, che ci sia un interesse da comporre e che la soluzione di questa composizione non sia scontata, immediata, ovvia, ce l'hanno confermato gli stessi consigli comunali di Noventa e di Vigonza, che si sono reciprocamente accordati per definire dei ristori, cioè delle compensazioni per ciò che perde l'uno e per ciò che guadagna l'altro. Quindi noi non stiamo ragionando su interessi neutri. Ci sono delle compensazioni che peraltro, anche se non è competenza di questo Consiglio, anche solo perché si è messo agli atti, che hanno prodotto o produrranno effetti discutibili, addirittura qualora il referendum fosse approvato così e vincessero i sì, con la situazione surreale che noi stiamo contribuendo a realizzare, per cui San Vito passa da Vigonza a Noventa, ma gli edifici pubblici che attualmente sono di Vigonza e stanno in quel pezzo di territorio continueranno ad essere del comune di Vigonza. È una soluzione discutibile, ma che certamente segnala che ci sono degli interessi da compenetrare. E poi l'equilibrio da ricercare e le diverse istanze in campo le ha testimoniate la giornata delle audizioni, dove tutti erano convinti e d'accordo sulla necessità di accogliere la richiesta di San Vito, ma ciascuno ci ha predisposto e presentato e ipotizzato un'estensione del concetto di popolazione interessata diversa dall'altra. Quindi la vicenda è complessa e io credo che non sia banale arrivare ad una proposta seria. La cosa peggiore che possiamo fare, però, o che potremmo fare, è quella di arrivare con una proposta caratterizzata da un forte grado di discrezionalità, come è quella con cui arriviamo oggi. Uno, perché a me non sembra, come dire, una soluzione, una risposta, dirmi che questa è la soluzione rispetto alla quale potremmo meglio difenderci di fronte ad un eventuale ricorso, perché non è all'altezza dell'ambizione che abbiamo. Due, perché è una soluzione che rischia di costituire un precedente, perché io non lo so quante altre frazioni San Vito ci sono nel nostro territorio, vedi mancanza di programmazione. 3, perché rischia di essere una soluzione che anziché sanare il conflitto, l'insoddisfazione, rischia di aprirne altri di conflitti, perché la differenza, cara consigliera Venturini, è abissale tra dare soluzioni concrete e pretendere risposte prepotenti. La concretezza e la prepotenza non sono l'esatta stessa cosa. E allora io credo, e vado a concludere, che non ci sia nessun dubbio sulla necessità di raccogliere le istanze della frazione di San Vito e mettere quei cittadini e quelle comunità nella condizione di esprimere la loro volontà. Penso che però non possiamo accettare l'idea per cui il rispetto della volontà dei territori si traduca in questo Consiglio regionale come l'esplicita abdicazione alla funzione che la legge ci assegna, che passa dalla programmazione, dalla visione ampia, dalla lettura strategica e dal ridisegno dei nostri territori, perché il referendum come forma di consultazione rischia di essere la trappola paradossale attraverso la quale noi, dicendo che vogliamo ascoltare le istanze dei cittadini, escludiamo l'opinione di alcuni cittadini da quella che è la domanda più importante.
Per tutte queste ragioni, nel pieno rispetto della volontà dei cittadini di San Vito, esprimo il voto di astensione da parte del gruppo del Partito Democratico.